in collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Confini oltre l'agricoltura. Innanzitutto buon anno ai nostri affezionati telespettatori. Noi ci eravamo lasciati 2 settimane fa parlando di Natale in maniera anche un pochino scanzonata e non senza un pizzico di ottimismo. Ci ritroviamo all'inizio del 2012 con una prospettiva se non negativa comunque abbastanza problematica, abbastanza seria per l'agricoltura italiana. Nelle scorse settimane infatti è andata definendosi la manovra del Premier Monti, che è destinata ad abbattersi in maniera molto pesante su tutte le categorie, nessuna esclusa, dunque anche sull'agricoltura. Che cosa attende l'agricoltura italiana e mantovana nei prossimi mesi? Quali saranno gli effetti del provvedimento Salva Italia sugli imprenditori mantovani? Lo chiediamo ai nostri 2 ospiti in studio, presenti qui oggi. Maurizio Castelli, assessore provinciale all'agricoltura, grazie per essere qui. Grazie a voi, buongiorno. Daniele Saggiorato, responsabile dell'ufficio fiscale di Confagricoltura Mantova. Grazie anche a lei. Grazie. Bene, noi partiamo come sempre dal nostro servizio di copertina. Il mondo agricolo, lo dicevamo prima, trema di fronte alla manovra Monti. Le 3 organizzazioni di settore, Confagricoltura ma anche CIA e Coldiretti, chiedono a gran voce la correzione del provvedimento che minaccia di far scomparire a livello nazionale 500.000 di aziende sotto i 20 ettari. Ecco allora che cosa prevede in breve la manovra, come ha reagito il comparto agricolo di fronte all'introduzione dei 2 punti più controversi della manovra, appunto l'IMU e la tassazione sui fabbricati rurali. Andiamo a vedere il servizio. Un terremoto che minaccia di ridurre in macerie l'intero settore primario, così viene vista la cosiddetta manovra Salva Italia da Confagricoltura, Coldiretti e CIA. Una posizione unanime e trasversale che lascia presagire tutto il peso di un provvedimento dagli effetti alienanti sul comparto e sulle imprese. Stando alla denuncia delle 3 associazioni di categoria, la manovra si abbatterà sul mondo dell'agricoltura mettendo a rischio la sopravvivenza di 500.000 di aziende sotto i 20 ettari. Tutti gli investimenti compiuti sui fronti della sicurezza, della qualità e dell'innovazione potrebbero essere cancellati con un colpo di spugna, annullando in tal modo la superiorità dell'Italia nei confronti dei competitor europei. Così com'è, questa manovra brucia il 10% del valore aggiunto prodotto in agricoltura, innescando una vera emergenza sociale oltre che economica, ha messo in guardia il presidente di Confagricoltura Mario Guidi. Il maggior impatto sulle aziende arriverà dalla tassazione su terreni e fabbricati, con l'applicazione dell'IMU e delle disposizioni che vengono introdotte ex novo a proposito dei fabbricati rurali, da sempre inseriti nel valore dei terreni, ora invece oggetto di un tributo specifico aggiuntivo. In pratica, precisa Confagricoltura, viene attuata una doppia tassazione sui fabbricati rurali, il cui reddito era già ricompreso in quello dei terreni. Gli incrementi di tassazione potrebbero toccare il valore record del 400% per un aumento complessivo e insostenibile stimato in 1 miliardo di euro, afferma il presidente di Coldiretti Sergio Marini. Un aumento che rischia di mettere fuori mercato, aggiunge il presidente della CIA Giuseppe Politi, migliaia di aziende per le quali la terra, così come la stalla o la cascina, sono strumenti di lavoro. Tutti devono sobbarcarsi i medesimi sacrifici, è vero, affermano le 3 organizzazioni, ma l'agricoltura italiana, già piagata dalla
crisi con questa manovra sfiora il tracollo. Resta da capire quanto spazio rimane per correggere un decreto che rischia di rendere la situazione delle imprese agricole, già di per sé difficile, ancora più drammatica. Eccoci in studio. Assessore Castelli, io partirei proprio da lei e partirei da una fotografia dell'agricoltura mantovana a inizio 2012. La manovra Monti, Assessore, in quale contesto si inserisce in questo momento e soprattutto che cosa eredita dal 2011 nel bene e nel male il settore primario? Tanto partirei da un complimento, se possibile, signora Valentina, perché a me piace molto il titolo di questa vostra trasmissione, ma è un complimento anche interessato, perché oltre i confini sta proprio a dire che noi parliamo di agricoltura, ma soprattutto a Mantova, soprattutto nella Valle Padana, ecco, è più importante ed è più giusto parlare di agroalimentare, perché si produce ma si trasforma, e questo è importante da dire, perché quando diciamo l'agricoltura va male, ma insomma bisogna pensarci bene, cioè qui non va almeno così male come può andare in altre regioni italiane, proprio perché c'è questa grande trasformazione. Certo. Quindi questo è un carattere particolare, e lo dico molto volentieri perché allora noi parliamo in genere di sistema agroalimentare, benissimo. Osserviamo che cosa è avvenuto particolarmente a Mantova, perché è la cosa della quale mi intendo un po' di più. Allora, è un sistema che non ha diminuito il proprio fatturato in questi anni di crisi, che non ha licenziato, è un sistema che è stato capace di integrare la grande immigrazione, circa il 20% degli addetti all'agricoltura sono immigrati. C'è stato qualche episodio, è vero, dico discutibile ma anche grave, però sono episodi molto modesti. Poi è un sistema che è capace di esprimere la ricerca, quella che è la ricerca scientifica. Certo. Abbiamo bisogno di questo. Quindi innovazione. Poi è un sistema di innovazione, è un sistema che è capace di innovazione, poi potremo fare anche degli esempi. E poi è un sistema che conquista nuovi mercati fuori dall'Italia, perché il mercato italiano, lo diciamo tutti, il reddito è in diminuzione. Noi continuiamo, i nostri imprenditori agricoli e dell'agroalimentare continuano a produrre e bisogna cercare nuovi mercati. Non è più il mercato italiano sufficiente per vendere, commercializzare i prodotti dell'agricoltura e dell'agroalimentare mantovano e padano. Quindi, Assessore, lei dice che sostanzialmente l'agricoltura mantovana è un'isola felice quasi? Se non un'isola felice? Dire isola felice è difficile, perché certo è l'agroalimentare, insisto, è in una situazione che non è quella degli altri settori. Allora ecco perché noi possiamo dire che l'agroalimentare mantovano è un esempio e può essere un esempio anche per gli altri settori, per le cose che ho già detto. Allora noi, volendo, come provincia e Camere di Commercio, volendo fare degli esempi, gli esempi non servono solo per... sto parlando di un premio che verrà assegnato il 17 del prossimo mese, che è Sant'Antonio Abate, e ci è parso importante. Certo. E lo attribuiremo come provincia e Camera di Commercio ad una filiera, che è la filiera che meglio si è comportata in quest'ultimo anno e che non può che essere a Mantova la filiera lattiero-casearia, perché ci sono dei risultati concreti, certo, anche molto robusti. Perché esempio? Perché effettivamente è dagli esempi che si può copiare ed è dall'esempio che si può dire: guardate che si può fare meglio e si possono probabilmente superare anche questi momenti e anni difficili. L'agricoltura mantovana e l'agroalimentare, come precisava lei, come stanno vivendo quindi la crisi? Forse stanno reagendo in maniera... Stanno vivendo, per quello che capisco e per quello che mi par di vedere, stanno vivendo intanto aumentando quella che chiamiamo l'aggregazione, il mettersi insieme. L'ultimo esempio sono i distretti. In Lombardia, per volontà della Regione, sono nati questi distretti. Noi abbiamo in provincia di Mantova imprese capofila per 4 distretti su poco più di 15 di Regione Lombardia, quindi vuol dire che i nostri imprenditori ci credono, certo, in questo strumento. E distretto vuol dire fare dei grandi aggregati,
Faccio l'esempio del distretto più robusto di tutta la regione Lombardia, quello che fa capo al Consorzio Virgilio e che ha un fatturato di grandissima dimensione, che è circa un sesto di quella che è l'agricoltura lombarda, quindi non è uno scherzo. Secondo è la ricerca di nuovi mercati. Abbiamo visto non c'è più, c'è minor reddito, si consuma di meno anche nell'agroalimentare italiano, allora le nostre imprese stanno cercando sui mercati esteri, sui mercati europei, sui mercati extraeuropei i propri clienti, e lo stanno facendo in numerosi attraverso delle grandi imprese, anche se in qualche caso cooperative o consorzi di cooperative, però queste sono le due distinzioni. Il sistema agroalimentare mantovano non si sta fermando, sta muovendosi così come, e sta cercando i nuovi spazi con ovviamente le opportunità che vengono date anche dalla politica regionale. Certo, certo. Sergio Ratolo, ricordiamo responsabile fiscale di Confagricoltura Mantova. Andiamo a vedere le applicazioni di questa manovra al comparto agricolo. Che cosa prevede in termini specifici e concreti proprio il provvedimento Salva Italia? Voi avete fatto qualche conto e soprattutto partiamo dalle linee guida. Che cosa prevede la manovra per l'agricoltura? Allora, per l'agricoltura l'imposta che più ci preoccupa è l'IMU. E l'IMU perché, come illustrato nel servizio, si parla di un aumento fino a 4 volte tanto, e posso dire che ho trovato anche un caso dove va oltre il 4 volte tanto. E caricare un'attività di questi costi non so che riflessi ci siano. La interrompo, Sergio Ratolo. IMU, diciamo ai nostri telespettatori che magari si sentono dire questa sigla e non magari recepiscono subito, non capiscono subito in termini concreti che cosa significa. IMU consiste in che cosa? L'IMU è l'imposta municipale. Che cosa va a calcolare? Dunque, prima però volevo prima parlare anche di IVA, che non se ne sta assolutamente parlando. Il decreto Monti prevede un innalzamento con ottobre 2012 di 2 punti in percentuale dell'IVA attualmente al 21% che passa al 23% e dell'IVA al 10% che passa al 12%. L'aumento dell'IVA vuol dire aggravio dei costi per le famiglie, perché poi alla fin fine l'IVA è un'imposta che va per caduta e le famiglie sono l'ultimo anello dei consumatori e sono quelli, diciamo, che assorbono il costo. Quindi partiamo da questo, già abbiamo questo come elemento. Ma quello che volevo dire è questo, che in agricoltura, dove c'è un sistema di detrazione forfettizzato, dove praticamente non si va a recuperare l'IVA che si spende perché c'è un sistema di detrazione forfettizzato, come ho detto prima, cosa succede? Succede che l'aumento della percentuale è un aumento secco, quindi anche l'agricoltura dovrà, oltre all'IMU che adesso andrò subito ad affrontare, dovrà affrontare anche questo ulteriore costo, che andrà quindi ad aggravare quelli sono i bilanci delle nostre aziende agricole. Bilanci che, mi permetto di dire, non li vedo più tanto rosei. Vedo aziende agricole in difficoltà, fanno fatica a pagare diciamo, le rate del mutuo, hanno delle grosse difficoltà. Poi chiaramente il discorso non va generalizzato, ma c'è questa situazione che dobbiamo tenere presente, ed è da questa situazione che si apre lo scenario nuovo del 2012. Certo. IMU. Allora, se mi permette faccio un piccolo riferimento storico. Finora l'agricoltura, come anche gli altri possessori di immobili, hanno pagato l'ICI. L'ICI, la famosa imposta comunale che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Escluso i terreni agricoli di collina e di montagna, parlando della provincia di Mantova, escluso la zona dei Colli Morenici. Il decreto della primavera di quest'anno, che voleva dar maggior forza al cosiddetto federalismo fiscale, aveva previsto l'ingolgamento di alcune imposte e l'introduzione dell'IMU, imposta municipale, che andava a sostituire in primo luogo l'ICI e in secondo luogo accorpava alcune imposte indirette, quale ad esempio l'imposta di registro, e poi doveva trarre a sé, questa era la previsione del decreto Monti, perché diciamo che l'artefice di questo è Tremonti, scusa, Tremonti e Tremonti, Tremonti. Infatti alludevo a Tremonti, Tremonti che era quello appunto di rendere gli enti locali più autonomi, e ha introdotto questa imposta. Questo doveva essere in progetto e doveva entrare in vigore col 2014. Adesso che cosa siamo di fronte? Adesso siamo di fronte a che cosa? Che necessità di cassa hanno imposto
a Monti, che oltre che essere successore di Berlusconi come premier, anche successore del Dicastero dell'Economia e delle Finanze, hanno imposto lui cosa? A trovare nuove risorse. E qui c'è anche un ricordo storico. Nel 1992, torno indietro col tempo, hanno introdotto l'ISI, che hanno scoppiazzato dall'ICI per creare nuove entrate. Cosa succede? Succede che adesso praticamente hanno anticipato l'entrata in vigore dell'IMU, che doveva essere nel 2014, l'hanno fatta entrare in vigore nel 2012, ma non in toto come doveva essere. Di fatto cosa succede? Soprattutto per l'agricoltura, succede questo, che saranno soggettati ad imposta i terreni che già lo erano, ma per effetto di coefficienti rivalutati, per effetto di aliquote maggiorate si va a pagare più di prima. Quindi ancora i terreni, però con aliquote diverse, con aliquote diverse e con coefficienti di rivalutazione più elevati. E questo porta ad un aggravio dell'imposta che quando va bene è il doppio, quando va bene, ma poi, è più facile li faremo magari dopo qualche esempio, calcolo, magari sì. se inoltre attrae ad imposta ciò che prima non c'era, e sono i cosiddetti fabbricati rurali. Ok, di che cosa si tratta? Cioè, quando parliamo di fabbricati rurali parliamo di due cose: parliamo delle abitazioni e parliamo dei fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, che semplifico: stalle, barchesse, fienili, magazzini. Se non ho capito male, esagerato, anche se sono vuoti non utilizzati. Certo, e questa è una delle nostre grosse preoccupazioni. Certo. Cosa succede quindi? Succede, tornando al discorso di prima, che il decreto prevede introduciamo l'IMU, ma non l'IMU come era stata prevista, introduciamo l'IMU per andare a sostituire l'ICI, che a questo punto mi sembra di dire è una super ICI, perché l'IMU come era stata voluta da Tremonti era una cosa diversa, quindi a mio parere è una super ICI che non fa altro che gravare fortemente sul settore agricolo. Allora andiamo a sentire proprio che cosa ne pensa Confagricoltura, in particolare il presidente vostro Pagliari, ed è un grido d'allarme quello che lancia la categoria a proposito proprio delle conseguenze della manovra, e Pagliari proprio ci ha detto al microfono: a rischio c'è l'intero patrimonio rurale locale. Andiamo a sentire proprio questa intervista che abbiamo realizzato in esclusiva. La manovra del governo Monti rischia di mettere in ginocchio il settore primario. A lanciare l'allarme Conti alla mano e Confagricoltura, secondo la quale la stangata per le quasi 9.000 imprese mantovane si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro all'anno. Per un'azienda di medie dimensioni, con 25 ettari di terreno, vacche da latte, stalla, fienile e 2 abitazioni, è prevista una cartella esattoriale da quasi 3.500 euro, il 400% in più rispetto alla vecchia ICI che si fermava a 700 euro. Che cosa non vi va giù di questa manovra? Questa manovra intanto ci è stata proposta all'improvviso, senza possibilità di interventi nello specifico della legge. Non c'è stato il tempo e forse neanche la volontà di essere recepiti, e quindi oggi ci troviamo improvvisamente ad avere un aggravio di imposizioni fiscali che difficilmente saranno sopportabili dal mondo agricolo, in particolare da alcune tipologie specifiche di aziende anche del nostro mantovano. Le conseguenze sono sicuramente economiche e sono fortemente peggiorative. L'azienda che prima spendeva 1.000 euro può domani spenderne 3 o anche 4.000. Il problema è che per le tipologie aziendali medie che abbiamo a Mantova, dove ricordo che la media aziendale è di circa 20 ettari, dove questa azienda se non ha specializzazione, un'azienda cerealicola, ovviamente ha delle marginalità relative, questo aggravio di imposta può anche mettere a rischio la sussistenza stessa economica dell'azienda. A livello locale c'è la possibilità, e ci stiamo adoperando in questo senso, di far valere le nostre ragioni verso le amministrazioni locali. A livello regionale stiamo intervenendo sull'ANCI, i comuni, gli enti locali hanno la possibilità di dimezzare per quanto di competenza l'imposta comunale e l'IMU, quindi stiamo lavorando perché questo si possa concretizzare.
Eccoci di nuovo in studio, noi ci lasciamo per una brevissima pausa pubblicitaria, torniamo fra poco e continuiamo a parlare di manovra Monti e di IMU. A fra poco. Eccoci di nuovo in studio, allora continuiamo a parlare di IMU, continuiamo a parlarne con il responsabile fiscale di Confagricoltura Mantova, Daniele Saggiorato. Allora, quello che non mandate giù l'abbiamo sentito dal vostro presidente Pagliari a livello politico. A livello concreto quanto si arriverà a pagare? Cioè le imprese mantovane quanto pagheranno in concreto? Facciamo qualche caso se riusciamo. Ma io ho fatto degli esempi che non ho qui o in ufficio. Comunque dire che si pagherà il 200, il 300 volte tanto, cioè 300% tanto, non sono calcoli azzardati, sarà la media. Io, come dico agli agricoltori, quando in questi giorni preoccupati vengono o mi telefonano, dico guardate che quando va bene si pagherà il doppio. Però ci sono delle eccezioni. Il doppio che cosa significa? Il doppio Scusi vuol se dire interrompo, che però certo, era per avere proprio una misura. Il doppio vuol dire che se prima si pagavano 1.000 euro se ne pagano 2.000. Quindi quando dico 3 volte tanto intendo dire 3.000 e i 4.000. Quindi se c'era un ICI così esatto. Naturalmente il calcolo varia da caso a caso. Certo. Innanzitutto dobbiamo, come ho detto prima pagava solo il terreno, perché? Perché i fabbricati, benché esistenti, rientravano nel reddito del terreno, di conseguenza non erano produttivi e non erano produttivi diretti o assoggettati a tassazione. Oggi lo sono. È chiaro che un'azienda che in questi anni ha investito, ha costruito fabbricati, ha costruito porcilai, ha costruito qualsiasi cosa, ha costruito dei beni che sono assoggettati ad imposta, quindi a parità di terreno chi ha costruito di più pagherà di più. Certo. Poi ci sono le aziende piccole possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, e qui devo entrare nella materia tecnica e vedrò di spiegarmi, che saranno più penalizzati di altri. Perché? Perché, e faccio sempre riferimento all'ICI, nel calcolo dell'imposta c'era una detrazione che era stata scritta ancora quando c'erano le lire, ad esempio su 50 milioni di lire, quindi facciamo la trasformazione in euro, c'era l'esenzione totale, poi c'era un'esenzione a scalare che andava fino ai 250 milioni di lire e 129.000 euro. Di conseguenza soggetti che avevano piccole proprietà erano facilmente, diciamo, questa proprietà facilmente beneficiava per intero della detrazione, e quindi non dico non pagavano niente, ma pagavano poco. La nuova norma cosa prevede? Prevede 2 coefficienti diversi a seconda se si è coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti nella gestione previdenziale oppure non lo si è. I coefficienti sono 110 e 130. Quindi, allora, aspetti, perché siamo molto sul tecnico in questo momento. Infatti, cerchiamo di tornare su un versante un pochino più semplice. In concreto che cosa significa? Succede questo, che prima, se avevo una base imponibile bassa, con l'abbattimento forfettario andavo quasi ad azzerarla e si pagava poco. Oggi l'abbattimento forfettario non c'è più, di conseguenza trovo sempre una base imponibile, uso il coefficiente 110, prima era 75, e di conseguenza determino una base imponibile. Non c'è più l'abbattimento forfettario, cosa succede? Che chi prima aveva basi imponibili basse le andava quasi ad azzerare o ridurre fortemente, oggi non ha più questa possibilità, e quindi saranno tra le aziende più penalizzate. Proprietari saranno quelli più penalizzati. Certo. E poi, come ho detto prima, chi ha investito. Ho capito. Lo vedremo questo argomento successivamente quando parleremo anche degli agriturismi. Mi parlava di aziende che hanno investito, magari gli agriturismi sono quelli che hanno investito di più, magari per la ristrutturazione appunto delle aziende. Castelli, Pagliari prima diceva nell'intervista 2 cose importanti. Diceva la prima che il governo di fatto ha lasciato cadere nel vuoto le osservazioni della categoria, almeno fino ad ora, e la seconda che le prossime mosse consistono nel fare appello alla regione piuttosto che ancora di più ai comuni per tentare di ridurre il peso dell'IMU sugli imprenditori. Per Mantova questo che cosa significa? È un percorso fattibile? Ci sono delle buone opportunità? Opportunità indubbiamente dal punto di vista di una organizzazione professionale sono richieste del tutto legittime. Anche ricordando quello che poco fa diceva Saggiorato, che saranno probabilmente soprattutto le piccole aziende a soffrire. Ecco, dal punto di vista dell'istituzione
devo dire che l'obiettivo primario è quello che i consumatori non solo mantovani ma i consumatori lombardi, italiani, possano continuare a avere cibo a disposizione, insomma, no? E quindi credo che il punto di vista dell'istituzione non possa che essere quello, piuttosto che la rivendicazione correttissima dell'organizzazione professionale, possa essere quello di dire: questi agricoltori producono, vogliamo che continuino a produrre? Questo è il tema, perché producono gli agricoltori per la comunità e quello che ci interessa è la produzione di cibo. Allora è vero che in questo modello la piccola azienda, ma vale per l'agricoltura, vale per gli altri settori produttivi, è spesso la più penalizzata. Però devo dire che è anche quella che complessivamente produce di meno. Ecco allora che l'importanza è soprattutto nel considerare chi produce secondo modelli diversi e che possa continuare a produrre. Questo vuol dire che come istituzione la richiesta, in questo senso accompagniamo volentieri anche quelli che sono i solleciti delle organizzazioni professionali, ci rivolgiamo a Regione Lombardia per porre il problema, dico dal punto di vista dell'istituzione provincia e quindi di me come assessore, per dire: Regione Lombardia, sai che c'è una situazione complessivamente di disagio, abbiamo detto che il sistema agroalimentare mantovano funziona e funziona meglio di altri sistemi, quindi non diciamo funziona male eccetera, funziona, c'è qualche situazione di disagio, Regione Lombardia dacci una mano perché questi disagi vengano meno. Questo credo che sia il modo corretto per porsi, sapendo che la capacità produttiva di questo territorio c'è e c'è gente che vuole continuare a produrre alimenti per le nostre comunità. Andiamo a sentire un'altra categoria vicina al mondo agricolo, parliamo della categoria degli agromeccanici, andiamo a vedere proprio come la pensano sulla manovra Monti. Anche loro sono estremamente preoccupati e sono pesanti gli effetti sulla categoria, già penalizzata dall'aumento dell'accisa sui carburanti e dall'accesso al credito diventato sempre più complicato. Sentiamo Sandro Cappellini, direttore di Apima Mantova, associazione che riunisce le imprese di meccanizzazione sul territorio provinciale. La manovra Monti non piace ai contoterzisti, troppe le tasse certo, ma troppe anche le discriminazioni nei confronti di un comparto, quello dell'agromeccanica, già duramente colpito dalla proliferazione del sommerso e dall'assenza di agevolazioni fiscali. Avremmo molto preferito che invece di prima della manovra Salva Italia ci fosse questa manovra sullo sviluppo. Non abbiamo visto una pari equità anche di sacrifici. Si doveva fare un po' più piazza pulita di tutte quelle agevolazioni e mettere tutti, secondo quanto dice la Costituzione, essere in grado di pagare per ciò che si produce effettivamente. Che cosa abbiamo? Abbiamo solamente un aumento di costi. Un aumento di costi per quanto riguarda le rendite catastali, che ci preoccupano molto, anche perché noi abbiamo degli immobili, dei capannoni molto grossi, molto ampi, usando macchinari molto ingombranti, e questo apporterà un costo sulla rivalutazione di questi estimi molto ma molto pesante. Altro tasto dolente per la categoria è l'aumento dell'accisa sui carburanti, cui si aggiunge la questione sempre aperta dell'accesso al credito. Noi tutti gli anni da questi ultimi tempi abbiamo continuato a chiedere almeno la detassazione totale delle accise, essendo grandi consumatori. Perché? Perché noi stiamo anticipando una marea di denaro per poter svolgere le lavorazioni e incide quasi il 50% su questo, incassando poi quando? Forse alla fine dell'anno. Ci stiamo sostituendo alle banche, anche per conto degli agricoltori, facendo queste lavorazioni, e in più abbiamo proprio
nel contesto bancario questa grossa difficoltà oramai ad accedere al credito, per il semplice motivo che le banche, diciamolo poi francamente in parole povere, non hanno più soldi da prestarci, o quando intervengono oramai con dei tassi di interesse inaccettabili. Non li danno. Allora, Assessore Castelli, riprenderei da lei. Stiamo parlando in questo caso di piccole imprese. Ecco. La crisi, piuttosto che l'applicazione della manovra Monti, come andrà ad incidere? Come, secondo lei, reagiranno queste imprese? Credo che ogni situazione di difficoltà di mercato, oggi stiamo vivendo anche questo, provoca una selezione e certamente le più colpite sono le piccole imprese. Direi che quindi la produzione alimentare tende ad essere concentrata in forma diversa nelle grandi imprese o nei grandi sistemi di impresa. Una cooperativa, un consorzio di cooperative diventa in qualche modo una grande impresa. Alle piccole imprese allora si apre uno scenario diverso, cioè sono in qualche modo sollecitate a tentare strade diverse, che noi chiamiamo in modi anche differenziati. Oggi si discute molto di multifunzionalità, esatto. E fra gli esempi della multifunzionalità, uno degli esempi primigeni è l'agriturismo, che è un destino quasi, non dico forzato, ma è un orientamento certamente per le piccole imprese che vogliono sopravvivere e continuare a produrre non solo e strettamente alimenti, ma anche altri servizi. L'esempio dell'agriturismo appunto è calzante per la realtà mantovana. Così come farei l'esempio ad esempio anche della cosiddetta filiera corta, certo, che credo non possa nel nostro territorio diventare un elemento prioritario. Perché? Perché filiera corta vuol dire vendere alimenti alla popolazione circostante. Certo non è che vogliamo cacciare i milanesi che venissero nel Mantovano, ma filiera corta vuol dire consumo immediato, e noi dobbiamo ricordare che siamo 400.000 abitanti, poco più di 400.000, quindi poca cosa, certo, rispetto alla grande produzione territoriale invece che i nostri imprenditori agricoli ci garantiscono. Ci riallacciamo al discorso di prima, l'apertura all'estero, comunque l'apertura ad altre zone magari. Certo, indubbiamente, per la grande produzione alimentare. Abbiamo parlato di agriturismi e allora andiamo a vedere quali saranno le conseguenze su questa categoria. I tagli andranno a colpire, secondo Coldiretti, tutte le iniziative promozionali che comunque avrebbero permesso alle imprese mantovane di farsi conoscere anche al di fuori del territorio provinciale. Ecco allora il commento di Giuseppe Groppelli, presidente di Campagna Amica Coldiretti Mantova. È ancora sul tema dell'equità che finiscono per convergere le critiche del mondo agricolo a proposito della manovra Salva Italia del Premier Monti, e a scendere in campo contro il provvedimento ci sono anche gli agriturismi di Coldiretti. Avremo una zona dell'Alto Mantovano, sopra il canale Virgilio, che è considerata zona svantaggiata, e qui non ci sarà un IMU terreni, ma solo un IMU sui fabbricati. Quindi cosa potremo trarre? Che avremo una pari caratteristica, un'azienda agrituristica dell'Alto Mantovano che avrà una certa entità di IMU, e un'azienda agrituristica del Basso Mantovano che pagherà di più perché è non considerata in zona svantaggiata. Anche questo secondo me non è un fattore positivo, forse un'equità di parametri era corretta. A rischio non c'è tanto la qualità del servizio fornito o l'aumento dei prezzi, quanto piuttosto l'attività promozionale delle imprese. Le aziende andranno a fare sicuramente dei tagli, perché il rapporto del prezzo, penso che i prezzi non andranno a toccare né dal punto di vista del ristoro né dal punto di vista dell'alloggio, perché se no altrimenti si esce da quel mercato che le tasche degli italiani oramai possono sopportare. Si andrà a tagliare dal punto di vista della promozione. Secondo me questo andrà a discapito di portare quel gettito di persone che il mondo agrituristico ha saputo portare fino ad oggi in provincia di Mantova. L'appello ora è rivolto alle amministrazioni locali, già pronta una lettera con la quale la categoria chiede di rimettere mano al provvedimento.
È già pronta una lettera che tutte le sezioni che sono presenti in tutto il territorio mantovano porteranno i loro sindaci per far capire che il mondo agricolo è l'unico mondo che ci mantiene il territorio oggi come oggi senza chiedere un centesimo di euro. Noi questa crisi è 15 anni che come mondo agricolo ce l'abbiamo sulle spalle e la portiamo avanti, non ci tiriamo indietro come vogliono far credere altre categorie, siamo pronti, ci siamo, però chiaramente vogliamo far capire la nostra realtà di diciamo, sentinelle del territorio, insomma. Eccoci qua, Saggiorato, tornerei da lei per capire un attimo quali sono le conseguenze in concreto anche per questa categoria. Molti edifici rurali destinati proprio all'attività agrituristica sono stati restaurati a costo di grandissimi sacrifici, magari contraendo anche dei mutui impegnativi. Questi sono dati, constatazioni di Agritourist, che è la vostra categoria che si occupa proprio degli agriturismi. Ecco. Non dimentichiamo poi che l'agriturismo comunque rappresenta un modo per contrastare magari proprio gli effetti della crisi economica. C'è chi ha investito proprio su questo tipo di attività. E allora, quali saranno le conseguenze della manovra per l'attività agrituristica? Molto in breve, poi magari approfondiamo nella terza parte della trasmissione. Sì, come detto prima, questa manovra penalizza chi ha investito, chi ha fatto delle costruzioni, chi ha recuperato costruzioni esistenti, quindi aumentandone il valore, perché non dimentichiamo che tutto si basa sulla tariffa d'estimo, la tariffa d'estimo prende spunto dal valore dell'immobile, quindi recuperare un immobile vuol dire aumentarne il valore, avere una rendita più alta e automaticamente un'imposta più alta. Questo riguarda gli operatori agrituristici e riguarda anche altri settori, come ho detto prima. Quindi per tutti questi, cioè per le persone che hanno investito, persone che hanno cercato di aumentare il reddito dell'azienda agricola, oggi si ritrovano più penalizzati di altri. Certo. Mi parlava di una particolare categoria di edifici, cioè stalle non utilizzate? Ecco, oltre a questo, l'assurdo è che in agricoltura spesso in tutte le aziende agricole, in tutte le corti agricole, ad esempio troviamo le vecchie stalle tradizionali, che oggi non servono a niente perché magari c'è dentro qualche vecchio trattore, qualche vecchio attrezzo, ma di fatto non troviamo più i bovini perché o l'azienda ha smesso l'attività zootecnica e quindi di fatto non c'è patrimonio zootecnico, oppure si è voluto andare avanti e ha dovuto costruire nuove stalle. Queste sono diventano la caratteristica dell'azienda agricola, perché nel momento in cui si entra in un'azienda ci si aspetta di trovare la vecchia stalla, magari con gli occhi la si cerca anche dov'è. Però di fatto rappresenta, soprattutto in questa fase qua, un costo, perché anche questa dovrà essere accatastata, avrà una rendita e non sarà neanche una rendita bassissima, e poi si tradurrà in IMU da versare, quindi si versa un'imposta su dei fabbricati che non servono più a niente. Le faccio una domanda che forse può apparire stupida magari, però da non esperta del settore, è possibile aspettarsi comunque una domanda cioè un aumento delle domande di demolizione di questi tipi di fabbricati? Non lo escludo. Non so se poi i comuni daranno il permesso, perché ho già parlato anche con qualche agricoltore, ho detto ma se i fabbricati non servono più a niente si potrebbe provare anche a demolirli. Non so se sia possibile, perché naturalmente le corti sono vincolate, quindi tendono a rispettare l'aspetto architettonico, quindi non so se sarà possibile. Sicuramente sarà possibile, che so, andare ad abbattere quei manufatti costruiti negli anni 70 in prismi, coperti anche in Ethernet, che quindi in qualche modo vanno rivisti. Tolti. Esatto, quelli forse sì, ma le vecchie stalle costruite nell'800 con i volti non credo sia possibile. Ci sono, sicuramente dovranno essere mantenute e rappresenteranno un costo. Poi ci sono le vecchie corti abbandonate con tetti crollati e lì il discorso è completamente diverso. Allora, continuiamo a parlare di manovra, ma soprattutto andremo a vedere che cosa attende l'agricoltura mantovana nel 2012, lo scopriremo insieme all'assessore Castelli. Ci lasciamo per una brevissima pausa pubblicitaria, a tra poco. Eccoci qua, terza parte di Confini oltre l'agricoltura. Questa puntata è dedicata alle conseguenze della manovra Monti sul comparto agricolo mantovano. Arriviamo un pochino alle conclusioni di questo dibattito, insomma ci sono elementi negativi, qualche elemento positivo. Io vorrei affidare all'assessore provinciale Castelli le conclusioni insomma di questa puntata. Quali sono le prospettive per l'agricoltura mantovana e quali sono le prossime sfide che dovrà affrontare nel 2012? L'agroalimentare mantovano, l'abbiamo chiamato così, ha dei caratteri particolari.
ha in alcuni segmenti di produzione, in particolare nella filiera lattiero-casearia, degli esempi singolari non solo in Italia ma anche nel territorio lombardo e nel territorio della pianura padana. Faccio un esempio brevissimo: il latte. Il latte oggi è per convenzione, è per accordo fra Regione Lombardia e associazioni di produttori, è calcolato in 40,3 centesimi per litro. Le nostre cooperative, cioè le cooperative mantovane, hanno, si dice, liquidato, cioè hanno dato agli allevatori che conferiscono, che danno il prodotto, quest'anno hanno liquidato da un minimo di 50 ad un massimo di 59 centesimi per il grana padano, da un minimo di 55 a un massimo di 82, cioè quasi il doppio, per il parmigiano reggiano. Allora è chiaro che siamo in una situazione completamente diversa, una situazione nella quale la prospettiva per il 2012 è di riuscire, e anche la UE favorisce questo modello, di riuscire a governare, cioè a determinare la quantità della produzione. Certo. Questo vorrà dire continuare a garantire adeguati, mi pare, redditi, o comunque redditi superiori a quello che normalmente vuol dire la produzione di latte nel resto del nostro paese e della regione Lombardia, per quanto riguarda Mantova. Quindi credo che questo significhi non solo e non tanto sviluppare la cooperazione, ma certamente sviluppare le grandi aggregazioni. Certo. Le cosiddette organizzazioni di produttori. Ho fatto l'esempio del latte perché è il più evidente, ma questo vale anche per altre produzioni, e si sa che nella pianura mantovana, nella collina mantovana, abbiamo grandi produzioni di carne, abbiamo grandi produzioni di ortaggi, abbiamo grandi produzioni cioè di colture specializzate. Questo è un altro carattere importante. E ove, come è stato citato, la sofferenza di alcune colture di pieno campo tipo Gran Turco, ecco, ricordiamo che per noi Gran Turco e altre colture vegetali vogliono dire alimenti per il patrimonio zootecnico, certo, cioè per alimenti zootecnici. Ecco, io credo che la prospettiva dell'agroalimentare mantovano sia proprio questa, cioè continuare a puntare sulle produzioni alimentari zootecniche, continuare a puntare su grandi strutture produttive, continuare a puntare sui mercati internazionali. Questi sono gli elementi attraverso i quali mi pare il sistema agroalimentare mantovano possa continuare a svilupparsi concretamente, il che non vuol dire abbandonare altre modalità di produzione proprie di questo nostro territorio che abbiamo appena citato, ma vuol dire ricordarsi che il grosso, anche dal punto di vista del valore della produzione, è quello del quale dicevamo, cioè una grande produzione territoriale che, mi piace ripeterlo anche se è un po' uno slogan, è una produzione sicura, è una produzione sostenibile ed è sicura perché è prodotta qui da questo sistema. Io aggiungerei anche di qualità, perché devo dire che l'eccellenza della produzione mantovana è nota. Bene, noi continuiamo in un certo senso a parlare di agroalimentare. Quello che abbiamo appena archiviato è stato il peggior Natale dal 2000. A pensarla così è la Coldiretti, che ha tracciato un bilancio dei consumi di queste feste, impicchiata le vendite che hanno segnato un meno 18%. Andiamo a sentire. Valgono 2,3 miliardi di euro i cibi e le bevande consumati a tavola tra il cenone della vigilia e il pranzo di Natale, che 9 italiani su 10 hanno scelto di trascorrere a casa con parenti o amici. È questo il bilancio stimato dalla Coldiretti, che conferma come gli italiani non rinuncino all'appuntamento più tradizionale dell'anno, per il quale però si è speso molto meno rispetto al 2010, il meno 18%. Dal Natale 2011 esce rafforzata la tendenza alla riscoperta delle
legame con i prodotti del territorio, che si è espressa a tavola nella preparazione delle ricette del passato, un appuntamento che nonostante i profondi cambiamenti negli stili di vita è fortemente radicato nella popolazione. La maggioranza delle tavole sono state infatti imbandite con menù a base di prodotti o ingredienti nazionali, con una spesa stimata, conclude la Coldiretti, in 850 milioni di euro per pesce e carni, compresi i salumi, 490 milioni per spumante, vino e altre bevande, 400 milioni per dolci con gli immancabili panettone, pandoro e panetteria, 270 milioni per ortaggi, conserve, frutta fresca e secca e 190 milioni per formaggi e uova. Ogni cittadino, spiega l'associazione, ha effettuato tagli nei vari settori relativi al Natale, dai regali agli addobbi per la casa, con la conseguenza che rispetto agli anni passati ogni cittadino ha speso mediamente 48 euro in meno. Nonostante la crisi e la contrazione dei consumi non sono però diminuiti gli sprechi. Quest'anno circa un quarto delle portate preparate per la vigilia e per il pranzo di Natale, per un valore di oltre mezzo miliardo, è finito nel bidone della spazzatura. Più sprecati sono stati soprattutto i prodotti già cucinati e quelli più deperibili, come frutta, verdura, pane, pasta, latticini e affettati. Un'abitudine che soprattutto in un momento di difficoltà generale, spiega ancora Coldiretti, sarebbe bene cambiare riciclando gli avanzi con nuove ricette. Assessore Castelli, allora abbiamo parlato di agroalimentare e a quanto pare l'unico a essersi salvato in queste feste è proprio l'agroalimentare, insomma i prodotti tipici del territorio. Beh, questo penso faccia molto piacere e credo ci sia anche una componente, lo accennavamo prima, la sicurezza alimentare. Ecco, forse non sbandierata più di tanto, ma credo che i consumatori, ecco, siano attenti a questo. Beh, lo diciamo, ma sappiamo che quando accade qualche fatto che mette a rischio la sicurezza, la risonanza è grandissima. Allora, penso che anche questo sia stato importante per la scelta delle produzioni locali. Quindi c'è anche, e che è probabilmente la modalità attraverso la quale appunto l'agroalimentare si è salvato, insomma ha mantenuto questa affezione rispetto ai consumatori non solo locali, perché se parliamo di agroalimentare, insisto, c'è tutto un sistema di produzione anche di piccole e medie imprese di trasformazione. Sto pensando tutto al vastissimo mondo della pasta fresca, per esempio, no? Dai nostri classici tortelli, eccetera, che hanno, le nostre piccole imprese hanno clientele in tutta la Val Padana e in tutta Italia. Quindi anche questo vuol dire sicurezza, consente nuovi mercati e l'ampliamento dei mercati. I dati che ci vengono portati ce lo confermano. Insomma, un messaggio positivo per le nostre imprese, le nostre Credo aziende. proprio assolutamente sì. Bene, un'altra buona notizia arriva per gli agriturismi lombardi e dunque anche mantovani. Infatti il Consiglio regionale ha riconosciuto nei giorni scorsi la figura delle fattorie sociali, ovvero di quegli agriturismi che svolgono funzioni di carattere educativo e assistenziale. Un risultato importante ottenuto anche grazie al Consorzio Agrituristico Mantovano, e allora andiamo a vedere proprio con l'aiuto del Consorzio Agrituristico di che cosa si tratta, quali sono le novità accolte proprio dal Consiglio regionale della Lombardia. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato nei giorni scorsi il nuovo testo della legge quadro sull'agricoltura che riconosce e definisce il ruolo delle fattorie sociali, vale a dire di quelle aziende agricole che offrono servizi educativi, assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa. Un primo passo importante dal punto di vista legislativo che inquadra ufficialmente questa tipologia di impresa agricola nella grande famiglia degli agriturismi. Abbiamo compiuto una cosa importante, il pieno riconoscimento delle fattorie sociali come servizio per quanto riguarda persone portatrici di disabilità, persone a rischio di fragilità dal punto di vista sociale. Questo contestualmente ad una elaborazione che a livello nazionale la Camera dei Deputati sta portando avanti proprio per l'approvazione di una legge specifica a livello nazionale.
Anche se non sono previsti finanziamenti dal Pirellone, il riconoscimento delle fattorie sociali potrà favorire la firma di inediti accordi, in primo luogo con le amministrazioni locali. Dal punto di vista dei finanziamenti mi pare che siano tempi piuttosto difficili. Per quanto riguarda però l'aspetto importante è che dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista istituzionale, le fattorie sociali hanno avuto il pieno riconoscimento, quindi sarà possibile fare delle convenzioni con gli enti locali, con i servizi sociali dell'ASL, con, per esempio, come abbiamo appena fatto noi, con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ospedale Carlo Poma, per avere un quadro di collaborazione con gli enti locali che sia in qualche modo organico. Nella nostra regione sono già attive ben 48 fattorie sociali, 12 delle quali operano sul territorio mantovano nell'ambito dell'assistenza agli anziani e ai disabili e del disagio psichico. Sono delle aziende agrituristiche opportunamente attrezzate per l'accoglienza di anziani, di disabili, per svolgere attività di inserimento lavorativo, di recupero. Si tratta di sviluppare, aumentando in termini di professionalità, quello che è una tradizione però tipica delle nostre campagne, che è quella dell'inclusione sociale e di dare delle opportunità a chi in qualche modo è svantaggiato. Eccoci di nuovo in studio, Saggiorato, insomma una brutta notizia dal punto di vista dell'IMU per gli agriturismi, gli agricoltori che insomma gestiscono questo tipo di impresa, però una buona notizia perché appunto si avvia a gestire un agriturismo con questa funzionalità, insomma mi sembra un bel passo avanti, ecco, questo sì. Io la inviterei, coglierei l'occasione per magari, se vuole, lasciare i contatti eventualmente di Confagricoltura, se c'è qualche agricoltore, qualche imprenditore che magari vuole chiedere qualche chiarimento proprio sul tema dell'IMU, della manovra Monti, a chi, insomma, quale contatto può utilizzare? Io lavoro in Confagricoltura, quindi mi possono trovare là, siamo sulla rubrica telefonica e se qualcuno vuole chiedere chiarimenti mi può trovare in Confagricoltura. Ecco, perfetto, quindi insomma ovviamente Confagricoltura, come le altre organizzazioni di settore ovviamente, sono presenti per offrire qualche chiarimento, magari anche qualche incoraggiamento di fronte alla situazione che non è insomma felice, ecco. Purtroppo in questi giorni devo dare delle brutte notizie e la cosa è questa, perché non si può barare, anche perché non ci si può nascondere a giugno arriva il primo conto e poi a dicembre il saldo, quindi c'è poco da fare. Ecco, quindi insomma manca poco, ecco, siamo già a giugno. Va bene, e allora noi andiamo a vedere la nostra ultima rubrica, Flash Agricoltura, che raccoglie le ultime novità che riguardano il settore primario, le ultime novità di queste ultime settimane. Andiamo a sentire. L'11 gennaio a Mantova, presso la sede territoriale dell'ERSAF, si terrà un nuovo incontro sulla deroga nitrati approvata lo scorso novembre dalla Commissione europea e alla quale le aziende interessate potranno aderire già entro il 15 febbraio. Gli argomenti trattati riguarderanno l'analisi del documento tecnico-scientifico, le modalità di accesso e le prime impressioni provenienti dal mondo agro-zootecnico lombardo. Interverranno rappresentanti della Direzione Generale Agricoltura della Lombardia, di ERSAF e dell'Università degli Studi di Milano. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ersaf.lombardia.it. I nuovi rialzi del prezzo del carburante preoccupano il settore alimentare. Per la CIA il caro benzina ha fatto schizzare all'insù i prezzi dei prodotti agroalimentari, soprattutto frutta e verdura, che dal campo alla tavola viaggiano per oltre l'80% su gomma, mettendo a rischio il futuro di tantissime serre e aziende agricole. Se la tendenza non si arresterà per l'agricoltura, avverte la CIA, si prospetta un aggravio dei costi superiore ai 2,5 miliardi di euro nel 2012. Inizio anno con i saldi anche per l'alimentare. A ricordarlo è Coldiretti, che segnala l'arrivo, nella settimana che prende il via, della vendita scontata dei prodotti tipici delle feste di Natale, come cotechini, pandori, panettoni, torroni, frutta secca, lenticchia, spumanti e altre specialità. L'organizzazione agricola ricorda inoltre che il risparmio non influisce in alcun modo sulle caratteristiche qualitative dei prodotti, che possono così essere acquistati anche con sconti rilevanti che arrivano addirittura al dimezzamento dei prezzi.
Le carte dei vini della ristorazione italiana sono sempre più segnate dall'influenza estera. A segnalarlo è una recente indagine di Verona Fiere e Vinitali effettuata su un campione di circa 300 operatori della ristorazione di tutta Italia. Per stuzzicare la curiosità dei clienti, secondo l'analisi, sempre più spesso si offrono bottiglie canadesi, israeliane, libanesi, ungheresi o greche. Il risultato è che alla crescente offerta di vini stranieri si contrappone una riduzione della proposta di etichette, tanto che nel 2010 sono diminuiti i locali con oltre 100 opzioni sulla carta dei vini. Con l'aumento record del costo di benzina e gasolio, 8 milioni di italiani faranno la spesa a chilometro zero, acquistando prodotti alimentari direttamente dai produttori. È quanto prevede la Coldiretti sulla base di un'indagine campagna amica SVG sugli effetti del prezzo record raggiunto dai carburanti. Un numero crescente di consumatori, afferma l'associazione, preferisce acquistare prodotti locali che non devono percorrere lunghe distanze, una scelta che ha fatto crescere del 20% nel 2011 gli acquisti nei mercati degli agricoltori. Il mondo agricolo dimostra di saper utilizzare al meglio le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea in un settore strategico per l'economia del Paese. Tutti i fondi europei sono stati erogati. Così il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Mario Catania, ha commentato i dati della spesa dei programmi di sviluppo rurale, secondo i quali nel corso del 2011 sarebbero stati erogati contributi pari a circa 2,45 miliardi di euro, di cui 1,24 miliardi messi a disposizione dall'Unione Europea. Eccoci qua, allora io vorrei ringraziare ovviamente i miei ospiti che mi hanno tenuto compagnia oggi, l'assessore provinciale all'agricoltura Maurizio Castelli, grazie per averci accompagnato in questo viaggio, e Daniele Saggiorato, responsabile dell'ufficio fiscale di Confagricoltura Mantova. Grazie. Un grazie anche alla mia regia Luca Trentini e Anna Saramburi. Vi invito a seguirci sempre sulla nostra pagina Facebook Confini oltre l'agricoltura. Vi do appuntamento a lunedì alle 14:30 e alle 21:10 su Mantova TV. Grazie per averci seguito e ancora tanti auguri di un buonissimo 2012. In collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito.